arrivas. Buongiorno Italia e buongiorno anche un cazzo io direi, perché accidenti, io credo che qua la quarantena durerà fino a quest'estate. Io sono fortunato perché ho sta stradina, tacca, vedi, parecchio isolata, quindi per portare fuori sta pora crista è l'ideale. Ma ciò nonostante la paura c'è sempre, perché sembra quasi che ci sia nell'aria, no? Da quello che ti danno a capire, no? Che poi io, sai, ipocondriaco di mio, curioso perché vado a informarmi molto spesso sulle cose. Sai che sono sotto terapia, no? Per quella micosi in gola, no? In più ho anche smesso di fumare, da ieri proprio l'ultima, e quindi ogni tanto sti giramenti di testa, che è normale, che sono dovuti ai medicinali che sto prendendo. Cazzo, ieri la febbriciatola 37,2, 37, no 37,2, puoi immaginare il panico. Allora chiama subito il mio medico e tutto quanto, ho detto no, vai tranquilla, è normale, è una conseguenza della cura che stai facendo e comunque non hai gli altri sintomi del coronavirus, no? Però sai, visto il momento ti senti sempre... Credo che comunque sia una cosa, sia una cosa intelligente trovare questi posti abbastanza isolati per fare la camminata, magari sotto il sole, no? Perché altrimenti poi tutto il tuo sistema si indebolisce e di conseguenza anche il sistema immunitario, no? Infatti io sentivo insomma che era un po' anche il cane, poletto, a parte la noia bestia, gli stanno crescendo le unghie al CP, non le ha mai avute? Non le ha mai avute, nel senso che non gliele ho mai tagliate, perché lei appunto camminando tanto, correndo tanto e sgommattando per segnare il territorio non ne ha mai avuto bisogno. Praticamente in questi giorni le attività che puoi vedere sono le ambulanze che passano, probabilmente avranno fatto anche qualche incidente, e furgoni di corrieri e operai che fanno lavori, diciamo, di ristrutturazione alle case in affitto piuttosto che agli alberghi, e altra gente in giro, diciamo, ovviamente chi porta il cagnolino, magari sì, la cosa intelligente sarebbe da preferire secondo me magari spiagge un po' isolate, o appunto queste stradine un po' abbastanza poco trafficate, hai capito? In modo tale da non correre rischi. Interessante poi come in questi periodi ti si possano smontare certi miti, quali ad esempio la chiesa, una qui chiusa, perché ti viene da pensare, ma allora dov'è il Dio, cioè il Dio nel senso quello che hanno disegnato gli umani, il Salvatore, no? Che ti salva dalle pestilenze, e in realtà se non ti muovi il culetto tu a trovare vaccini e soluzioni, cioè si estinguono tutti quanti, estinguiamo tutta la specie, hai capito? Quindi voglio dire, dopodiché anche la nostra politica, il nostro Stato, cioè al momento, ai giorni d'oggi, dopo ovviamente dall'oggi al domani tutto può cambiare, ma dal giorno in cui io sto facendo questa registrazione leggo che artisti piuttosto che calciatori, piuttosto che aziende hanno donato milioni di euro, centinaia di migliaia di euro, e lo Stato, tenendo conto anche a quei poveri personaggi che sono costretti a stare a casa, ma quelli magari con partita IVA, con dipendenti eccetera, con cose da pagare, forniture da pagare, come accidenti, cioè penso magari a chi non ha due soldini messi via, è veramente tragica, cacchio. Oh, wow. Io iniziavo anche un po' a preoccuparmi perché iniziavo a vedere le zanzare, però mi hanno assicurato che le zanzare non trasmettono le influenze, quindi speriamo bene, insomma, perché manca poco qua tutto il proliferarsi delle zanzare. Wow, forse non scherzavano, cos'è? C'è sta roba, sa un odore un po' strano, un po' tipo da cloro, vedi? È lungo tutta la strada, quindi probabilmente sono passati anche a disinfettare le strade, stanno passando a disinfettare le strade, quindi era vero quello che dicevano. Vabbè Italia, comunque è così. Allora, praticamente, siccome devo stare sempre dentro qua, giustamente, no? Ho detto ai vari tuoi ragazzi qua, non è che posso vedere chissà che posti, farti vedere chissà che cose. Quindi dimmi tu cosa vuoi che io ti parli
e ne parliamo, insomma ti racconto eccetera, quindi ho scritto nel gruppo Facebook sta roba, mi sono state date varie risposte molto interessanti, le ho segnate praticamente tutte, tranne quelle che appunto avevo già fatto i video, anche se dovranno ancora uscire, ma appunto erano già stati girati, e pertanto niente, inizieremo un po' di vlog statico, quindi ti vedrai il faccione di Singano dall'interno di un camper, che beh magari inizierà anche a mostrarti per bene il camper, perché ci sono state delle domande tipo che chiedono di descrivere l'impianto elettrico, allora gli farò vedere le batterie, l'inverter, tutto quanto, hai capito? Quindi sì, si farà, dai. Adesso un po' alla volta, perché adesso col discorso farmaci eccetera mi sento un po' questi leggeri giramenti, mi sto febbriciato, hai capito? E contemporaneamente ho anche smesso di fumare, no? Perché sai che smettere di fumare dà anche quello giramenti eccetera, però sì, probabilmente lo spauracchio di sto coronavirus è stato il motivo che mi ha fatto smettere di fumare, perché comunque vabbè il fumare ti dà sensazioni un po' strane, no? Almeno a certe persone, dei leggerissimi giramenti di testa, ecco. Però se tu provi a smettere di fumare, quindi stai tanto tempo senza smettere di fumare e dopo la fumi, e lì si accentuano queste cose. Con tutto sto terrore che c'è in giro di sto coronavirus, capirai che si è sempre, no, con la pelle d'oca sul chi va là, no? E quindi ogni piccolo giramento subito a toccarsi la fronte, dopo no, via, che vita di merda ragazzo. Quindi basta, non ne ho più toccate, comunque per sicurezza ho buttato via anche il pacchetto là che avevo, quindi ho detto basta, che vita di merda. Sì, Italia, guarda, vedi appena passato quello di Ecoflumen e ha buttato tutta sta roba qua, sti liquidi, cioè questo camion con la tanica che butta sta roba qua per terra. Qua sei nella finestra del cesso. Non so se è preoccupante o rassicurante, hai capito? Non lo so. Per carità, sì, beh, forse diciamo stare in parte dove c'è del disinfettante, sì, ok, magari ti fa stare anche tranquillo, è vero. Però insomma il fatto che siamo presi fino a questi livelli, insomma, che si passa coi camion a disinfettare le strade, puoi capire che può essere preoccupante, insomma, soprattutto per chi non ne sa niente, un essere umano comune, un comune mortale, hai capito, come me, un Homo sapiens ma non troppo sapiens, almeno nel contesto virologia. Beh, Italia, io è da giorni e giorni, insomma, che lavoro, faccio video, pulisco il camper, eccetera, quindi insomma un po' anche di riposo per Singano, porca miseria, che so anche sotto medicinali, quindi insomma ah, ah, mi piace da matti il mio divanetto, cazzo, che poi guarda, c'hai sta bella finestrella in faccia praticamente che guardi fuori, ok? Vabbè, oggi il giardino di oggi non è che sia proprio il massimo, c'è una siepe, e dopo lì il Surface per guardare la TV qua. Fantastico. Oppure posso giocare al mame con i gamepad, quelli senza fili, una figata. Vero CP? Dove sei te? CP? CP! Oh, amore bello. Hai visto il gatto? Ma prima c'era un gatto invece, sul serio? Non sto scherzando, c'era proprio un gatto. E quindi oramai finiamo di girare sta specie di video, no? Con la GoPro, che può essere comunque benissimo una giornata tipo, no? Durante l'emergenza virus, di cosa fa Singano o comunque uno in camper, uno che vive in camper. Come hai visto, io sono molto fortunato, insomma, che ho Pulmin, che ha il bombolone GPL e ha 2 serbatoi molto grandi dell'acqua, quindi sì, problemi zero, cioè puoi lasciarlo fermo tranquillo 2 settimane, 3, senza problemi. La scorta di cibo ok l'ho fatta, però giustamente c'è qualche piccolo spostamento, più che altro per il cane. Spostamento, scusa se ti parlo da sdraiato, ma si sta bene, insomma, perché per spostamento si intende ovviamente a piedi per far fare i bisogni al cane, e poi giustamente per fare anche un po' di attività motoria, che secondo me ci vuole, perché sennò ci deperiamo. Quindi sì, prestare sempre molta attenzione, perché adesso siamo sempre in guerra noi italiani, ma siamo in guerra con noi stessi, però, perché ogni volta si creano queste fazioni,
questi bianchi e neri, no, che si scontrano, e tra cui ci sono quelli che devono andare a correre, guai a chi gli rompe i coglioni, e quelli che bestemmiano dietro a quelli che vanno a correre e perché dovrebbero stare a casa. Beh, attenzione, come tutte le cose, come nel video che avevo spiegato precedentemente, bisogna ragionarle anche un po' con buon senso. Cioè, se tu ti metti a correre, non so, in riva al mare e non c'è un cazzo di nessuno, che problema c'è? Se ti metti a correre in una via dove, soprattutto magari più persone si mettono a correre, dove ci sono altre persone in marciapiedi, quindi ti sfiori, il metro di distanza magari non viene neanche tenuto, ma secondo me il discorso del metro di distanza è anche una cagata, perché guarda che è pochissimo un metro. Cioè, oltre il metro di distanza è un rapporto sessuale praticamente, nel senso, con uno sconosciuto io non ho mai avuto una prossemica inferiore al metro. Cioè, un metro se è veramente poco, cioè, almeno dopo dipende in che situazioni, magari chi vive in una metropoli o chi viaggia in tram magari mi può dire ok, Yuri qua è diverso, ok. Però nel mio contesto, nella mia vita, nei miei posti, guarda che un metro è esageratamente tanto, cioè, ma neanche con gli amici maschi tengo un metro, cioè è omosessualità sta roba qua, voglio dire, quindi no, cazzo. Quindi secondo me, insomma, non sono un virologo, non sono un medico ovviamente, ma un metro mi sembra troppo poco, ragazzo. Mi manco 2,5 metri, insomma, ma un metro, dove vai? Prova a misurare, prendi un metro a vedere quanto è un metro, è tanto poco, eh? Vabbè, dai, anche sta puntata l'abbiamo mandata in vacca così, addirittura riprese con la GoPro. Vabbè, ma d'altronde, dai. Così ti sei visto, guarda, come funziona il divano di Sigalo? È un divano fantastico, cazzo, io mai avrei pensato di usarlo sta roba, invece è fantastico per guardare la TV. Pisolone, pisolone, per un dolce sonnellino, per guardare la TV. Per non so, tipo adesso, sai, o voglio parlare un po' con te così, o di buttarmi giù, perché sai, con sti farmaci, no, che ti risenti un po' nello stomaco, ti danno la febbrizzatola, eccetera, quindi hai bisogno di stare un po' tranquillo. E altro che la dinette, cioè qua stai bene, stai sdraiato, ti prendi il telefono, giochi col cacchio di Surface o ti guardi dei video. Oppure, grazie Mirko, che adesso qua mi ha messo vedi, la presa USB, quindi ti puoi attaccare anche con, come si dice, lo smartphone, no? E pitoccare con lo smartphone, cioè veramente sta diventando sempre più una casetta dei sogni. Sinceramente il legno, il colore del legno, forse perché adesso magari inizia ad esserci anche un po' più sole, guarda, vedi? Ma sì, stai vedendo i colori corretti, perché sto guardando in realtà GoPro, i colori sono quelli. Sì, leggermente diverso l'azzurrino, ma proprio un 5% di differenza, ok? Di tonalità. Però i colori che stai vedendo sono reali e a me sinceramente sta piacendo da matti. Quello che continuerà a non piacermi, che si vedrà più avanti, trovare soluzioni, il celestino, che è la cosa meno importante, ma il discorso delle pareti, che le vedi anche qua. Gira, no, siamo in controluce, eccolo qua, vedi? C'è sta specie di gomma che qualcuno mi ha chiesto anche di parlarne, ma io no, una specie di plastica, ok? Ma guarda com'è il colore, questa specie di marmo color salmone, cioè no, non lo sopporto, scusa, sì, non voglio essere una specie di checca viziato. Ho fatto benissimo a scegliere di star qui davanti alla casa dell'Alessia, perché se andavo, cioè, secondo me la cosa più intelligente da fare era andare in un'area sosta gratuita, in modo tale che avevi lì direttamente sempre carico scarico e la corrente, no? Per attaccarti, cazzo, non so, climatizzatore, riscaldamento, e quindi non utilizzare il gas e andare avanti ancora molto di più, no? Però vedi, il periodo è abbastanza lunghetto, io sono sicuro che se si manderà, si starà fermo, cioè non sono le 2 settimane, neanche se vuoi, neanche 3, si andrà avanti parecchio con questo discorso dell'isolamento, e quindi per cui niente, ho fatto benissimo, sono felice di essere qua, che così ho la mia dolce pulzella e basta, e sono comunque a 100 metri dal mare, insomma, ecco.
Beh, per risparmiare sul riscaldamento, sul GPL, di giorno si usano questi riscaldamenti qua, i riscaldamenti a raggi solari, ne abbiamo già parlato. Soprattutto quello davanti là, vedi il vetro davanti, boh, quello sì che scalda, boia, come scalda, scalda un mascello quello. Però vabbè, ho due o tre finestre aperte, ho aperto lo blocco quello gigante che è là, quello là, poi la finestra della cucina e questa finestra qui del letto, però la parte sopra, il secondo piano. Che bello dire il secondo piano, cazzo, una casa da due piani, CP, eh sì, è vero, guarda, camera da letto sotto e camera da letto sopra. E aspetta, e la sala home theater dove vogliamo metterla? Guarda qua, sala home theater, no, porco cane, e a postazione PC, e il ristorante, e il bar, il pub, quante robe, capomino, quante robe! Cioè, dipende sempre da come la vedi, no, la situazione, perché come la vedi poi la vivi, vai tranquillo. Non siamo in guerra, nessuno ci sta sparando, e io mi ritengo tra l'altro uno anche dei più fortunati, perché non vorrei farmi bestemmiare dietro, ma il mio stile di vita, che è stato in qualche modo un pochino pianificato, era avere meno costi possibili, meno rotture di coglioni possibili, e ne consegue che, ragazzo, cazzo, se uno sta fermo senza lavorare per un lungo periodo e ha due soldini messi da parte, cioè, cazzo, devi pagarti solo da mangiare, voglio dire, sì, è la roba del cane, per carità, ma altre spese non ne hai, insomma. Non ho abbonamenti a Netflix, non ho Sky, non ho niente di niente, voglio dire, ho solo la SIM dell'HO Mobile che mi costa 5 euro al mese, insomma, voglio dire. Oh, 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 oh. Ti ricordi che una volta in un video che eravamo io e il CP in un parco, no? Ok, che se parlavo del non far niente, no? Il non pensare a niente per ricaricarti, no? Poi facevo il paragone come quando quelli che vanno in palestra dopo aver fatto i pesi mollano giù le braccia, non fanno un cacchio, cioè della serie si ricaricano, si riprendono, no? Ecco, è quello che sta accadendo in questo momento. Bello. Che poi non ho mai capito se è una sorta di reazione psicofisica o se è semplicemente una reazione psicologica alla noia che tu ti carichi, no? Perché ti rilassi col niente, e dopo un po' il tuo cervello si sente talmente in preda a dover ristabilire questo equilibrio, no? Del tornare a essere attivo, che ti dà più carica, no? Quindi scarica più adrenalina e tutto quanto. Non lo so, secondo me potrebbe essere anche così, eh. Ah, ho letto poi su internet il post di questa azienda di Jesolo che sta mandando gratuitamente questi camion a disinfettare la strada. Non c'è scritto che cosa stanno spruzzando, però credo sia semplicemente un liquido disinfettante pulente a base di cloro, da quello che sentivo a naso, no? Certo, magari forse era meglio spargerlo nei marciapiedi, però giustamente i loro camion sono fatti per pulire la strada, cioè non hanno altre cose che puntano sui marciapiedi, hai capito? E quindi hanno fatto più che bene, e meglio di niente, insomma, ecco, anzi è da apprezzare decisamente quello che hanno fatto. Ognuno fa il suo. Non so cosa hanno girato in TV, se qualche nuova informazione allarmistica, perché non c'è nessuno che fa footing oggi, ma proprio nessuno, è incredibile. E non è che l'altro giorno eravamo, non so, sabato, domenica e oggi è lunedì, no, eravamo sempre super settimana e oggi è tipo giovedì. Ah, fly, cheers. Amy, Bau, no, di qua, Amy, di là, vedi, te l'ho detto io, era lì. E devi essere più reattivo, amore, dai, ti ho detto, eh. Ah no, non è aranciata, perché per le micosi bisogna evitare più che altro gli zuccheri raffinati, quindi insomma tutte le bevande dolci, eccetera, e poi che non c'entra nulla con questo, questa è vitamina C. E, i lieviti, ok, che li puoi trovare sugli impasti per le pizze, le brioche, quelle cagate là, cose che di solito io non mangio, a parte i biscotti, ok, a parte i biscotti al mattino. Credo funghi, ma funghi insomma è da una vita che non ne mangio, anche perché
da ex fumatore, insomma, i funghi sono anche molto molto acidificanti e quindi insomma è da un bel po' che non mangio più funghi. Stanno ritornando le piccole voglie di fumare, no? Perché adesso sto anche bene, no? Però sono veramente leggerissime, perché ero arrivato talmente a odiare il fumo, rompermi, scusa i termini, dai, ci vuole, rompermi i coglioni del fumo, che non sto facendo fatica. C'ero proprio arrivato a quel misto di delusione, depressione, incazzatura e disprezzo nei confronti più che altro del fumo, che niente, proprio poi vedo ogni volta tutte le cagate che ti fa venire fuori, perché ricordiamolo, come avevo già detto, il fumo più che altro uno dei problemi principali, a parte le malattie gravi per carità, ma uno dei problemi principali che ti dà il fumo è che ti compromette il sistema immunitario, quindi tu sei soggetto a un casino di cose, tipo le micosi, i funghi, o piuttosto che le febbri, le influenze e tante altre cose, insomma, ecco, semplicemente. E quindi dai, finiamo sto periodo alla grande, che così vedremo anche come funzionerà quest'estate da non fumatore, insomma, ecco. Anche perché sì, ho letto, a parte il libro sull'argomento fumo, ma poi ho seguito anche varie discussioni di medici, psicologi, no? Su YouTube, che venivano intervistati, e cazzo, credo che ci sia una stretta correlazione tra gli attacchi di panico e il fumare, la dipendenza da nicotina. Tum. Sì, sono proprio in un incrocio solo. Bene, e anche questa specie di puntata oggi è finita, quindi un saluto da Singano, dalla sua retina Porta Pici, dal pulsante, dal Scarface, dai calzini che hanno fatto compagnia, dai Savate Made in China, qua la neta che ha messo dentro Singano, che ingegnoso che sei Singano, e se beh calde, qua la neta dentro, insomma dai. Ovviamente dal CP, saluta CP. No, siamo stanchi, siamo vecchi, abbiamo fatto una passeggiata di quasi 1 chilometro e quindi niente, abbiamo dato. Dal profumatore d'ambienti che non profuma. E basta, dai, via, va via! Ed infine ci metteremo qua con questo bellissimo computer a pensare tutto il tempo se è il caso di montare un video del genere oppure no. Eccolo! Oh, crazy, all of you, you understand, please hold me. I love you like Fontaine del Mondo. Vai, sigari!